Oggi abbiamo fatto sicuramente una manifestazione molto importante per spiegare ai veneti che la sanità veneta è ammalata, c'è un buco di 1 miliardo di euro, buco che porterà nei prossimi mesi a tagli consistenti sui servizi, ma soprattutto a riprodurre una tassazione IRPEF per tanti cittadini veneti. C'è stato un rimpallo di responsabilità tra Galan e Zaia. Il dato vero è che sono tutte e due corresponsabili di questa situazione, perché Galan ha governato per 15 anni questa regione, Zaia è stato vicepresidente, ma soprattutto negli ultimi 7 anni la Lega ha avuto assessori che hanno governato questo importante comparto. Se oggi le cose non funzionano, ma soprattutto se non abbiamo dopo 15 anni un piano sociosanitario nuovo, un piano di indirizzo sulle grandi trasformazioni della sanità, le responsabilità vanno imputate in primis a questo centrodestra tutti assieme che ha commesso questi errori, e soprattutto negli ultimi anni alla Lega e a Zaia, che non hanno saputo fare quegli interventi di miglioramento, di taglio, di impegno, di qualità che la sanità veneta richiedeva.